Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. A Palermo il dramma della bimba di 4 anni morta per difterite, ricoverato anche il cuginetto che non è in pericolo di vita, aperta un'inchiesta sui social, duro attacco della madre della piccola, mia figlia è morta a causa di medici incompetenti. Si riaccende il dibattito sui vaccini, la difterite è rara ma non è scomparsa, l'infettivologo Cascio, Sicilia maglia nera per vaccinazioni pediatriche. Estate calda e costosa in Sicilia per il caro bollette, una famiglia può arrivare a spendere 300-500 euro in più. Il gasolio nelle isole minori sfiora i 3 euro al litro. Il giallo del furto delle opere d'arte di Antonello da Messina, l'allarme scattato e ignorato, l'inchiesta non esclude alcuna pista. Diga Ancipa, nell'Emnese si teme una nuova crisi idrica, in appena 19 giorni il volume dell'invaso si è ridotto di oltre 3 milioni di metri cubi d'acqua. Ad Agrigento il mito torna a vivere nella Valle dei Templi con lo spettacolo Il risveglio degli dei. Calcio, domenica esordio in campionato del Catania contro l'Inter Under 23 al Massimino, l'attaccante Coda vicinissimo al club rosso-azzurro. Il Palermo si prepara per la sfida di domenica contro la Juve Stabia, Barbera verso il tutto esaurito. Sul mercato Ostia al lavoro per trovare un'alternativa all'infortunato Joronen. Bentrovati, è ricoverato nella stessa struttura il cuginetto della bambina di 4 anni morta a Palermo per una sospetta forma di difterite. Ha la stessa età e sintomi simili ma è vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. Intanto la procura indaga sulla morte della piccola. Gerry Italia. È ricoverato da ieri nella stessa struttura e presenta una sintomatologia simile a quella accusata dalla cuginetta, ma le sue condizioni non destano al momento particolare preoccupazione. Ha 4 anni, come la piccola Anna Rosa morta a Palermo, ma a fare la differenza è anche la vaccinazione. Il piccolo infatti risulta regolarmente vaccinato. La morte della bambina, deceduta dopo un rapido e drammatico peggioramento, è intanto il centro di un'inchiesta della Procura di Palermo. Si tratta della prima vittima registrata in Italia per difterite dopo oltre 30 anni. La magistratura vuole ricostruire l'intera sequenza dei fatti e verificare se ci siano state eventuali responsabilità. La piccola era arrivata in ospedale la scorsa settimana con febbre, vomito e inappetenza. Dopo i primi accertamenti era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite e l'indicazione di tornare in pronto soccorso in caso di peggioramento. Sabato notte però le sue condizioni si sono aggravate rapidamente. Trasportata al cervello in stato critico, è stata intubata e trasferita d'urgenza alla terapia intensiva pediatrica del Di Cristina, dove è morta. Durante gli accertamenti è emerso che la bambina non era vaccinata contro la difterite. Ai sanitari familiari avrebbero spiegato di aver scelto di non sottoporla alla profilassi per il timore di possibili correlazioni con l'autismo legato a una precedente vicenda familiare. La procura ha sequestrato la salma e disposto l'autopsia all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. I carabinieri acquisiranno le cartelle cliniche per ricostruire il percorso sanitario della bambina, verificare le cure ricevute e chiarire le circostanze della mancata vaccinazione. Abbiamo fatto di tutto per salvarla. Purtroppo c'è stata una cascata di eventi che ha portato a uno scompenso organico alla morte, ha spiegato Domenico Cipolla, direttore sanitario dell'ospedale civico di Palermo. Adesso si attendono gli esiti degli esami di laboratorio che dovranno confermare la causa dell'infezione e fornire ulteriori elementi all'inchiesta. La mamma della bimba morta con un durissimo post sui social chiede rispetto e silenzio anche agli organi di stampa, sottolinea che ci sono delle indagini in corso, non contro noi genitori, afferma, e si scaglia contro i medici che definisce incompetenti. Mia figlia, sottolinea, è stata più volte al pronto soccorso dove le hanno diagnosticato una tonsillite. Ci sono le carte che parlano. E la morte della bambina riporta alla ribalta una malattia che in Italia sembrava ormai confinata ai libri di storia. La difterite è rara ma non è scomparsa. I dati sulle vaccinazioni in Sicilia riaccendono l'attenzione. Sentiamo. La morte di Anna Rosa riporta sotto i riflettori la difterite, infezione provocata dal Corynebacterium diphtheriae, trasmessa attraverso le vie respiratorie e potenzialmente letale per effetto delle tossine che il batterio può produrre. Un tempo era una delle principali minacce per l'infanzia. All'inizio del Novecento in Italia si contavano circa 30.000 casi e 1.500 vittime ogni anno. Poi la vaccinazione ha cambiato radicalmente lo scenario, trasformando la difterite in una malattia oggi eccezionale. E sul caso di Palermo sono intervenuti anche diversi infettivologi. La difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa, purtroppo gravata anche da un'alta letalità. La malattia è prevenibile con un vaccino che è altamente efficace ed è assolutamente sicuro.
e grazie a questo vaccino non abbiamo avuto più casi da tantissimi anni. Il vaccino è obbligatorio ed è obbligatorio dal 1939. L'obbligo vaccinale esiste, purtroppo ci sono ancora tante persone che non si vaccinano per diversi motivi. Ma il caso di Palermo riaccende soprattutto i riflettori sulle vaccinazioni. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute relativi al 2024, la Sicilia è ultima in Italia per la copertura del ciclo vaccinale pediatrico di base. Tra i bambini nati nel 2022, solo l'85,13% aveva completato entro i 2 anni le 3 dosi contro difterite, tetano, pertosse, polio ed epatite B, contro il 94,46% nazionale. E dopo il dramma da ambienti sanitari, trapela che tra ieri e oggi sono aumentate le vaccinazioni esavalenti nei centri vaccinali di Palermo. Nelle prossime ore, secondo le stime, l'incremento potrebbe arrivare anche al 10%. Estate sempre più rovente e sempre più costosa. In Sicilia, tra caldo e condizionatori, una famiglia può arrivare a spendere 300-500 euro in più. Per consumatori servono interventi strutturali, non più soluzioni tampone. Marco Carli. L'estate è come l'inverno. Se nella stagione più fredda è il gas a rappresentare la spesa maggiore per i siciliani, in questi mesi riuscire a rinfrescare vita e ambienti diventa più difficile e soprattutto più costoso. La stima, per via di un clima che diventa rovente e di bollette sempre più esose, oscilla fra i 300 e i 500 euro in più a famiglia. Attenzione a ritenere che tutto sia causato dall'eccessivo caldo che determina eccessivi consumi. Ci può stare, ma la realtà fondamentale e principale resta quella di costi esorbitanti ed esagerati, e noi consigliamo sempre anche di verificare la legittimità dei vari addebiti. A rimetterci come sempre sono le fasce più deboli, anziani e pensionati, o le famiglie, e in Sicilia non sono poche, che devono fare i conti con entrate non sempre sicure o con uno stipendio solo. Quali sono le contromisure? Interventi strutturali a monte, non più soluzioni tampone che servono solo ad allontanare il problema. A portare il peso di questi aumenti sono un po' tutti i consumatori, ma quelli su cui sta ricadendo maggiormente il peso sono le famiglie. E quindi è necessario porre mano a interventi strutturali. Fino ad oggi purtroppo abbiamo assistito ad interventi parziali e non risolutivi, in altri termini solo pannicelli caldi. Caro gasolio, il record nelle isole minori dove un litro sfiora i 3 euro. Orazio Longo. Fortunatamente l'isola è piccola e si può girare anche in bicicletta, ma pagare 3,25 euro per un litro di benzina e 2,80 per un litro di diesel fa rumore. A Linosa, nelle Pelagie, un pieno costa un terzo in più rispetto al resto d'Italia, record di una mappa dei rincari che tocca la Sicilia più delle altre regioni, in particolare se si va nelle isole minori, dove alla crisi internazionale si sommano il trasporto via mare e la speculazione. I dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy certificano che a Ustica si pagano 2,699 euro e 2,599 euro. A Pantelleria il gasolio costa 2,699 euro al self, superando la media italiana di 58,3 centesimi. A Lampedusa il diesel oscilla tra 2,620 e 2,649 e la benzina tra 2,496 e 2,499. I tentativi di massimizzare i guadagni da parte della filiera ci sono sempre, dice Giampiero Reale, presidente di Confindustria Siracusa. Neppure la riapertura di Hormuz però produrrebbe un ribasso immediato, ma servirebbero almeno 45 giorni per ricostruire le scorte e riallineare gli approvvigionamenti. Oggi intanto la media dei prezzi self in Sicilia è dietro solo a Calabria, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Il diesel self costa 2,140 euro, la benzina 2,15, il metano 1,876, il GPL 0,80. In provincia di Messina un'anziana senza farmaci da 3 mesi è in attesa di una visita geriatrica domiciliare necessaria per il rinnovo della certificazione che consente di ottenere gratuitamente farmaci e dispositivi medici. È quanto denunciano i familiari della donna, che è allettata da mesi, intrasportabile e affetta da una patologia irreversibile. Sono tante le domande degli investigatori nel tentativo di ricostruire cosa sia effettivamente successo la sera del 15 agosto al Museo di Messina, quando sono state rubate le opere di Antonello. I 4 custodi sono stati trasferiti, ma da più parti si punta il dito verso un sistema di sicurezza generale che ha fallito. Sentiamo.
Cosa è successo in quei 15 minuti, dalle 20.47 alle 21.02? Perché l'allarme è stato spento? Perché era difettoso e suonava sempre e quindi ormai nessuno più controllava se suonasse veramente, alla vecchia maniera del al lupo al lupo? Oppure c'è altro? I custodi che erano di turno la sera del 15 agosto al Museo regionale di Messina, la sera del furto delle opere di Antonello da Messina, sono stati trasferiti, ma il procedimento disciplinare che sarà aperto potrebbe portare al licenziamento per giusta causa. Qualcuno accusa, al di là delle responsabilità personali, è il sistema che ha fallito. Lo stesso presidente Schifani ha ammesso, ad esempio, come l'allarme non fosse collegato alla centrale di polizia, mentre una delle porte, quella da cui sarebbero entrati i ladri, secondo alcune ricostruzioni, non sarebbe stata allarmata. Le indagini sono in corso per capire che cosa sia davvero successo e se ci siano anche delle responsabilità dolose da parte di qualcuno dei custodi. Ma per gli esperti il punto principale è un altro. È che nei musei, in particolare in quelli dove si trovano opere di valore inestimabile, la sorveglianza non può essere sottovalutata, ma va affidata a personale altamente specializzato con una formazione specifica, un aggiornamento continuo e assunzioni mirate. In Italia c'è una banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. Sul piano internazionale viene attivata l'Interpol. Sulla possibilità che il furto sia stato commesso da una banda di siciliani con l'interesse della mafia o di banditi provenienti dall'estero, chi indaga spiega che nessuna ipotesi è da escludere, mentre qualcuno pensa che i dipinti potrebbero avere lasciato la Sicilia via mare. E anche se l'opera d'arte risulta invendibile sul mercato lecito, non significa che possa essere priva di interesse per il mondo criminale, come ad esempio fu con la Madonna della Misericordia di Perugino, che era finita nelle mani di un politico giamaicano come garanzia del pagamento di una partita di droga. Torna al centro dell'attenzione la situazione della diga Ancipa nell'Ennese. Il rapido calo delle riserve registrato tra la fine di luglio e la metà di agosto alimenta le preoccupazioni di un'altra emergenza idrica. Salvo Calacciura. Con l'estate ancora in corso, a preoccupare adesso la quantità d'acqua che resterà disponibile nei prossimi mesi. Alla diga Ancipa nell'Ennese, una delle principali riserve idriche della Sicilia centrale, in appena 19 giorni il volume dell'immaso si è ridotto di 3.300.000 metri cubi d'acqua. Un calo che riaccende il confronto sulla gestione dell'immaso e fa scattare l'allarme del Movimento per la difesa dei territori di Nicosia, preoccupato soprattutto per la velocità con cui il livello dell'Ancipa è diminuito tra la fine di luglio e la metà di agosto. L'autorità di bacino ha però chiarito che le erogazioni rientrano nei quantitativi autorizzati per la stagione irrigua dei consorzi di bonifica di Enne e Catania, escludendo anomalie. Come abbiamo visto, in un mese può succedere di tutto, da quasi 20 milioni di metri cubi a 15,4 in sole 3 settimane. 4 milioni di metri cubi sono un'enorme quantità d'acqua, quasi un quarto del totale contenuto nel bacino al momento della decisione. Ricordiamo che quest'anno ha piovuto tanto, ha piovuto anche a giugno. Sullo sfondo resta però il tema della gestione delle riserve dell'Ancipa, che attualmente conta circa 16 milioni di metri cubi d'acqua, in un territorio che negli ultimi anni ha già dovuto fare i conti con una pesante crisi idrica. A preoccupare sono soprattutto la velocità con cui si stanno riducendo le riserve e l'incognita delle precipitazioni dei prossimi mesi. Il timore è che possa ripresentarsi una nuova emergenza idrica. Se ad ottobre avessimo avuto 16 milioni di metri cubi piuttosto che gli 11 che potremmo avere, sicuramente mi sentirei più sereno. E ad Agrigento l'acqua manca nelle case ma continua a perdersi per strada. Una copiosa perdita lungo la scala tra via Firenze e via Manzoni, già segnalata, riaccende le polemiche sulla gestione del servizio. Il movimento di Ismaele La Barbera dice l'AICA ha fallito. Davide Sardo. È l'acqua che manca nelle case, quella che arriva per pochi minuti con turni che possono superare i 10 giorni. Eppure ad Agrigento la stessa acqua continua a perdersi per strada. Lungo la scala tra via Firenze e via Manzoni una copiosa perdita idrica scorre giorno e notte. Una situazione già segnalata più volte agli organi competenti ma che ancora non è stata risolta. Il paradosso è evidente: da una parte una città assetata, dall'altra una rete idrica che disperde preziose risorse, una rete colabrodo che alimenta rabbia e proteste, perché mentre nelle case si aspettano giorni per avere l'acqua, lungo le strade se ne sprecano migliaia di litri.
E proprio sulla gestione dell'emergenza interviene il movimento di Ismaele Lavardera, che punta il dito contro AICA. La posizione è netta. AICA ha fallito, sostiene il movimento controcorrente, chiedendo al Consiglio di amministrazione di valutare un passo indietro. Mantenere in carica lo stesso CDA, si legge nella nota, significherebbe negare l'evidenza e sottrarsi a ogni responsabilità. Un'accusa pesante che riporta al centro il tema della gestione del servizio idrico e di una crisi che ad Agrigento continua a lasciare i rubinetti a secco mentre l'acqua si perde per strada. Adesso una breve pausa, tra poco. A Catania una task force coordinata alla polizia ha effettuato una serie di controlli in chioschi e rivendite di alimenti e bevande. Nel corso di un controllo a un chiosco panineria nella zona della Scogliera sono state riscontrate significative carenze sul piano della sicurezza alimentare e delle condizioni degli ambienti di lavoro. 15 kg di carne equina, suina e pollame non tracciati e non idonei al consumo sono stati sequestrati e distrutti. Imposte sanzioni per oltre 15.000 euro anche per modifiche abusive dei locali. A Palermo i carabinieri hanno scoperto una piantagione di cannabis in pieno centro. Un 22enne è stato arrestato e un altro giovane è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione di stupefacenti. Il mito torna a vivere nella Valle dei Templi. Fino al 30 agosto in scena il Risveglio degli Dei, lo spettacolo di Marco Savatteri che celebra la 10ª edizione. Un viaggio tra teatro, musica e narrazione dalla notte alle prime luci del giorno, tra il Tempio di Giunone e quello della Concordia. Davide Sardo. Prima la notte, poi la luce che lentamente conquista la Valle dei Templi. È all'alba che il mito prende vita tra le colonne e la storia incontra il presente. Torna fino al 30 agosto ad Agrigento il Risveglio degli Dei, lo spettacolo scritto e diretto dal regista Marco Savatteri che celebra quest'anno la sua 10ª edizione. Una produzione firmata Savatteri Produzioni, realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi. L'esperienza inizia alle 4:30 dalla bietteria del Tempio di Giunone. Da qui il pubblico percorre la via sacra, accompagnato dalle divinità della mitologia greca, fino al Tempio della Concordia, dove prende forma lo spettacolo. Un percorso immersivo tra teatro, musica e narrazione, nel quale i grandi miti vengono riletti alla luce della contemporaneità. Narciso diventa metafora di una società sempre più concentrata sulla propria immagine. La guerra di Troia richiama i conflitti del nostro tempo. Medusa porta invece al centro il tema della paura e del rapporto con l'altro. E sullo sfondo c'è la Valle dei Templi che all'arrivo dell'alba diventa parte integrante dello spettacolo, trasformando il risveglio della natura in un autentico evento scenico. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio, il Catania è pronto all'esordio in campionato contro l'Inter Under 23 domenica al Massimino, ma la notizia più importante arriva dal mercato. In arrivo Massimo Coda, un colpo di esperienza e gol per l'attacco rossazzurro. Marco Carli. Un vero colpo di coda nei giorni finali delle trattative. Il Catania prepara l'esordio in campionato. Domenica alle 18 al Massimini i rossazzurri affronteranno l'Inter Under 23, ma la notizia del giorno arriva soprattutto dal mercato. Nella settimana in cui sono arrivati Masciangelo e Di Marco, il Catania è vicino ad ufficializzare Massimo Coda, l'attaccante 37enne, miglior marcatore nella storia della Serie B e reduce dall'esperienza alla Sampdoria. È atteso il rossazzurro, un colpo d'esperienza e pesante per l'attacco di Longo e un segnale importante nella settimana dell'esordio, un anno più opzione per il secondo, la base d'accordo. Insomma, mentre la squadra prepara il debutto, il mercato regala un nome importante con Rolfini, che invece ha i saluti. Per quanto riguarda la partita con l'Inter Under 23, Longo sembra aver già in mente gran parte dell'11 titolare. Nell'ultimo test contro la Primavera ha vinto 5-0, il tecnico ha confermato Rinaldi tra i pali, in difesa potrebbe esserci Perrotta con Ierardi, mentre Pagliai e Donnarumma vanno sugli esterni con quest'ultimo che se la gioca con Masciangelo. Corbari, Quaini e Jimenez a centrocampo, quindi davanti potrebbero esserci Cicerelli, Liguori e Leonardi. L'Inter Under 23 arriva invece al Massimino dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Vado ai calci di rigore.
E il Palermo si prepara alla sfida di domenica al Barbera contro la Juve Stabia. Sul fronte mercato, Osti è al lavoro per trovare un'alternativa all'infortunato Joronen e in avanti possibile arrivo del centravanti Spendi. Marco Gullà. Corsa verso l'obiettivo e soprattutto verso la prima di Serie B. Il Palermo domenica in un Barbera come sempre da quasi tutto esaurito sfiderà la Juve Stabia. I segnali positivi sono già arrivati. La vittoria contro il Lecce è un frame della solidità del nuovo Palermo di Pippo Inzaghi. In porta ci sarà Fortin, ma il club rosanero sta accelerando per trovare un sostituto di Joronen che bene che vada resterà fermo almeno 2 mesi. Perin è sempre le alternative. Il direttore sportivo Osti si sta prendendo qualche giorno di riflessione. Perin avrebbe già dato un benestare di massima al trasferimento, ma resta da convincere il club bianconero. La Juventus infatti non sembra intenzionata a privarsi facilmente del giocatore. Il Palermo proverà a sfruttare la volontà di Perin di trovare maggiore spazio e continuità. Intanto si profila una nuova operazione di mercato per l'attacco. Brunori potrebbe andare al Cesena, mentre dal club romagnolo potrebbe arrivare in rosanero l'attaccante Spendi, da definire solamente in che termini inquadrare questa operazione. Il centravanti albanese rappresenterebbe un ulteriore rinforzo per una squadra che è stata etichettata già come la regina del mercato di Serie B. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.